Siamo in compagnia di Fabio Pupu, capitano del Borore. Oggi un pareggio dopo la vittoria di domenica scorsa, un passo indietro rispetto alla partita precedente. No? Diciamo, più che un passo indietro, dal punto di vista del gioco abbiamo fatto anche un passo avanti. Per il risultato un passo indietro, sì, un passo indietro. Sono stati loro bravi, il loro portiere è stato soprattutto bravo e noi siamo stati un po' sfortunati. Io in primis ho sbagliato Un gol che la gente stava già esultando sì, praticamente. io l'ho vista dentro e poi abbiamo avuto anche altre. Spiegaci come hai sbagliato, è rimasta male la palla, perché non è facile giocare qui a Borore. Ho provato a incrociare e ho tirato fuori. È uscita fin di palo e è andata così. Dopo la promozione dell'anno scorso, conquistata l'ultima giornata, Sì. Quest'anno cosa promettete ai tifosi? Allora, il nostro obiettivo prima di tutto è salvarci, salvarci il prima possibile e poi vedremo. La squadra comunque, diciamo che è una buona squadra. Se riusciamo comunque a fare il nostro gioco e essere uniti tutto il campionato potremo toglierci qualche soddisfazione. Non dico di stare su, però il nostro obiettivo prima di tutto è salvarci e poi vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Che cosa è cambiato rispetto a qualche anno fa, quando il Borore meritava in promozione, adesso ritorna in prima categoria, che cosa noti di diverso? Certo, quegli anni là la squadra è leggermente superiore, ma anche perché è tutta una questione anche economica. Certo. Cioè i giocatori di quest'anno sono buonissimi, che secondo me avrebbero fatto bene anche In quella categoria lì. Però la fortuna e tante cose. Questi anni sta puntando più che altro al gruppo del posto. Che è fondamentale, certo. Quegli anni si puntava a un gruppo, perché comunque sei in promozione, dovevi portare giocatori di fuori e era un discorso diverso. Invece quest'anno di questi anni anzi, stiamo preparando la squadra così, passando al sicuro del posto, più quelli di fuori che ci danno una grossa mano. Benissimo, noi ti ringraziamo Fabio, complimenti comunque a te per quello che fai con la maglia del Borore e in bocca al lupo per il campionato. Grazie mille. Grazie.